Buongiorno da Rovigo, siamo con il dottor Paolo Dubbini della Diachem SPA e con Arnaldo Bovolenta dei produttori sementi polesani per capire qual è il focus di questa giornata, una giornata organizzata dal Collegio dei Periti Agrari di Rovigo. Innanzitutto buonasera e ringrazio l'amico Paolo Dubbini di essere presente a questo convegno, ha voluto partecipare, che per noi e soprattutto per me è importante che ci sia anche lui, è venuto anche con il suo tecnico. E cosa parleremo oggi? Oggi parleremo in particolar modo delle varie problematiche che stanno attanagliando la nostra agricoltura e in particolar modo del nostro territorio e del nostro Polesine. Però ripeto, è un onore da parte mia avere Paolo Dubbini a questo convegno, che ci ha fatto veramente l'onore di essere presente. La transizione ecologica è un'opportunità importante o un grosso problema per voi aziende e soprattutto per gli agricoltori? La transizione ecologica è una grande opportunità per aziende del nostro settore, una grandissima opportunità. Bisogna cogliere questi segnali per dare nuovi prodotti, novità importanti. Una fra queste è quella che sta utilizzando Arnaldo e ci consente sempre di avere dei prodotti sempre più integrati. Noi la nostra filosofia è quella di avere un'integrazione, un'agricoltura integrata e questo aiuta moltissimo. Le polemiche che ci sono con l'Europa? Queste polemiche, adesso sto parlando degli ultimi giorni, le manifestazioni che ci sono in Francia, è cosa che abbiamo scoperto proprio di ritorno al nostro viaggio. Probabilmente siamo arrivati a un momento importante, potrebbe essere anche una svolta per l'Italia e per altri paesi che contano molto sul fattore agricoltura. L'Europa ha purtroppo dato dei segnali negli ultimi anni di ristrettezza, sempre di tagli di molecole e tutto, e questo provoca gravi danni all'agricoltura italiana. Io concordo con il ragionamento fatto da Paolo quando dice potrebbe essere un momento di svolta. Ecco, io concordo, dobbiamo sfruttarlo come momento di svolta. Esattamente. Grazie.